Come ogni anno nella seconda domenica di maggio, giorno 8, in occasione della festa della mamma, la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, AIRC, con 20.000 volontari è nelle piazze di tutta Italia per offrire le azalee della ricerca. Il ricavato, come sempre, è stato devoluto a sostenere e a potenziare la ricerca sul cancro, con particolare riguardo a quella che si riferisce ai tumori che affliggono il mondo femminile. Non è casuale la scelta di far coincidere infatti l'iniziativa col giorno della festa della mamma. La delegazione Archi di Agrigento e della provincia ha aderito all'iniziativa ed è stata presente in diverse piazze in comuni della provincia, ad Agrigento in piazza Cavour, a Lungomare Falcone e Borsellino, presso la chiesa di Santa Rosa e la chiesa di San Gregorio. Sta andando bene e tra l'altro è una gioia per noi perché dopo 2 anni di assenza dalle piazze ritorniamo appunto oggi per la festa della mamma, per questa importantissima iniziativa che vede appunto offrire un'azalea con un contributo di 15 euro, in modo particolare appunto per i giovani ricercatori e rivolta ai tumori femminili appunto in modo particolare, quindi quelli che colpiscono soprattutto le donne. Ecco, che sensazione si ha dopo 2 anni di lockdown? È una sensazione strana perché appunto non eravamo quasi più abituati, però nello stesso tempo è una grande gioia, lo ripeto, essere qui presenti, tanti volontari. Quest'anno veramente siamo stati tantissimi nelle 4 piazze di Agrigento perché siamo presenti in 4 diversi punti, siamo sempre molto contenti, è un incontro con la gente, è un incontro di scambio anche di pensieri rivolti in modo particolare appunto Ecco, ricordiamo il fine importante e benefico dell'iniziativa. Sì, l'iniziativa è rivolta per la raccolta fondi per l'AIRC, che è l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, ripeto, in modo particolare rivolto appunto ai tumori femminili che colpiscono le donne. Ecco, AIRC non è solo la giornata di oggi della festa della mamma, ma sempre, ecco, anche chi vuole avvicinarsi può farlo anche durante gli altri periodi dell'anno. Sì, lo può fare attraverso altri momenti in cui vengono raccolti fondi nelle piazze, con le arance della salute, con l'uovo di Pasqua, ma lo si può fare sempre, in qualsiasi momento, collegandosi anche via internet con il sito AIRC, con la delegazione di Agrigento presente, la cui rappresentante è la dottoressa Longi Fina, quindi aperta appunto a tutti per qualsiasi tipo di contributo e di partecipazione.